Cari amici della Via dei Presepi, buon anno a tutti! Stiamo continuando il nostro giro attraverso i presepi del nostro territorio e quest'oggi siamo a Piombino Dese, siamo in una località particolare e come vi abbiamo sempre promesso vi portiamo alla scoperta di presepi particolari. Con noi il gruppo dei Palù, parliamo con Luigi. Luigi, buon anno ragazzi! Grazie, ben ritrovati! Beh, innanzitutto una location straordinaria, particolare, raccontacela! Beh, c'è poco da raccontare, abbiamo voluto ambientare il presepe in un vecchio casone come ce n'erano tanti in questa zona e in più inserendo anche oltre la natività abbiamo inserito dei vecchi lavori di una volta che ormai i bambini di adesso, giovani, non si ricordano più, non li hanno mai visti. Infatti abbiamo visto tantissimi bambini curiosare, guardare, chiedere ai papà, ai nonni, ai genitori cos'è quello, cos'è questo, cioè com'è nata questa idea? Cioè, è nata l'idea ancora all'inizio degli anni '80 perché ormai ci faceva ormai i presepi sempre meno e con questi alberi di Natale abbiamo cominciato a costruire un piccolo casotto e poi piano alla volta l'abbiamo sempre ampliato perché come si fa con i presepi bisogna cambiarlo sempre ogni anno. Esattamente. E solo che nel 93 ce l'hanno bruciato completamente. Allora ci siamo riboccati le maniche e l'abbiamo messo in piedi dentro sul casone. Narciso, Luigi ha voluto dire tutto ma si è dimenticato che senza i volontari come Narciso questo presepe non si fa. Quindi un ringraziamento a tutti quanti i volontari, tutti quelli che partecipano, che danno, se non danno con le mani danno con i contributi e si ringrazia tutto il paese, diciamo, che ci è vicini, perché ieri sera ho fatto una manifestazione con gli alpini, diciamo, c'era qui un bel coro di alpini, è stata una bella serata. Ricorda di guardare la telecamera. Una bella serata veramente, ringraziamo tutti quanti i ragazzi qui, li chiamo ragazzi che sono della mia età, diciamo che... Beh, nominiamoli anche visto che sono qua. C'è Romano, c'è Roberto, c'è Gigi e Mario. Luigi, torniamo a te. 2 gennaio ormai volge al termine, ci stanno guardando in televisione e i telespettatori della televisione vogliono sapere dove siamo, fino a quando possono venire a visitarci e in che orari. Certo. Allora, ci troviamo a Piombino Dese, è uno degli ultimi paesi della provincia di Padova, nella località Palù. Il presepe è aperto fino al 18 gennaio, perciò fra poco è l'Epifania che metteremo i re magi e poi vediamo la gente quanto ci sarà, sì, ma l'affluenza è sempre forte. Sicuramente sappiamo che sarete in tanti a venire qui, noi intanto vi ringraziamo tantissimo, vi facciamo gli auguri con tutto il gruppo dei Palù di buon anno, buon 2026, ci avviciniamo alla Befana e vi ricordo sempre, portate i bambini a visitare più presepi possibili perché l'unico modo o uno dei tanti modi per dare sostegno a questi ragazzi che si prodigano a perdere e investire ore del loro tempo rubandolo alle loro famiglie è quello, oltre a lasciare l'obolo naturalmente al di fuori del presepe sulla cassettina, portare i bambini. Perché i bambini? Perché il sorriso dei bambini è la cosa più genuina che ci sia in questo mondo ed è la carica, la benzina pura, il petrolio che dà energia e forza a tutti questi volontari. Quindi dal 3 gennaio vi aspettiamo qui a Piombino Dese, noi ci vediamo domani e vi auguriamo buon anno. Buon anno ragazzi! Buon anno a voi! Arrivederci!